Simone Milani, protagonista di questo 2-2 della Torres che vi ha portato ai rigori, il tuo il gol del 2 pari, una prova che vi ha visto andare sotto, vi vedevamo fuori, però il calcio è così, ci avete creduto, il gol di Sartor alla fine del primo tempo, vi ha dato il là, il tuo 2 pari, ha portato i rigori e non dimentichiamo che l'attuazione al 45esimo poteva dare anche il gol vittoria a Cruz. Sì, è stata una bella partita, siamo andati sotto di 2 gol, ma siamo stati bravi a reagire e ci abbiamo creduto, poi siamo stati fortunati, come ho già detto prima, nel trovare il gol allo scadere, ci ha dato la giusta forza e la motivazione per iniziare bene il secondo tempo, ma noi in campo ci credevamo e comunque abbiamo fatto vedere quello che stiamo facendo durante la settimana e niente, possiamo migliorare tanto, ma ci siamo, il gruppo c'è e stiamo lavorando molto bene durante la settimana e se siamo convinti di quello che facciamo siamo sulla giusta strada e possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Tra l'altro protagonista tu del cross sul gol di Sartor, un bel cross, gli attaccanti segnano e va bene. Sì, quando gli attaccanti segnano va sempre bene, quindi siamo contenti così e niente, ci godiamo questa domenica, ma poi già da domani inizieremo a lavorare perché non c'è tempo per festeggiare, perché già domenica ci sarà subito la rivincita e quindi bisogna subito metterci al lavoro. Ritrovate la Te Dolce, il campionato, che cosa vi ha insegnato questa gara e cosa ci sarà, magari qual è l'errore da non commettere, visto che comunque loro sono scappati sul 2-0? Ma gli errori è di essere un po' più concentrati, forse quello, perché poi per il resto abbiamo fatto secondo me una grande partita, siamo stati cattivi subito nei primi minuti, abbiamo avuto tantissime occasioni, poi loro hanno trovato questi 2 gol su 2 azioni e purtroppo il calcio è così, ma siamo stati bravi perché ci abbiamo creduto e il calcio è questo, alla fine se ci credi poi le cose arrivano e quindi niente, ci siamo meritati questo passaggio del turno, dai, perché non è facile comunque ribaltare una partita del genere, un derby, quindi niente, ci godiamo come ho detto prima questa domenica però ci sarà poco da festeggiare perché già da domani inizieremo subito per domenica, perché incontreremo di nuovo il Latte Dolce e sarà tutta un'altra partita. Senti Simone, tu hai giocato domenica, quindi il Van Nissan l'hai ricalcato, ma qualche mese fa col Castellas in questo campo non è andata bene, adesso ti stai prendendo le soddisfazioni? Iniziando a prendere. Sì, dai, sono partito bene, 2 partite, 2 gol, però non mi accontento, io voglio migliorare e darò il massimo perché per me questa sia una rivincita, visto che ho passato una stagione un po' particolare dal fallimento al Pro Piacenza alla retrocessione al Castiatas proprio in questo campo. Il calcio è così, quindi niente, mi prenderò le mie rivincite, già le sto iniziando a prendere, ma spero di prenderne ancora. Grazie Simone, complimenti per la partita, i gol, gli assist e in bocca al lupo per il campionato. Grazie Crepi.